Siamo arrivati alla quinta corsa del convegno, è il premio AIL Bologna, trofeo Gentleman for Life, una buona dotazione, 8.800 euro, riservata a Gentleman, una corsa condizionata ed è riservata a cavalli europei di 4 anni, vincitori da euro 7.500 a euro 20.000, quindi cavalli di un certo livello, metri 1.660. Partenza dietro l'autostart. Andiamo a leggere il campo di 8 concorrenti che si stanno preparando in attesa che si accendano le luci delle ali dell'autostart per essere convocati appunto all'allineamento. Con il numero 1 abbiamo Ginger Rogers Svit con Matteo Zaccherini, con il numero 2 abbiamo Java dei Greppi e Nicola Del Rosso, con il numero 3 Geco Jump con Luigi Polverino, con il numero 4 Ginevra Delifonte con Daniele Zanardi, 5 Gilda Spritz Otello Zorzetto e con il numero 6 a chiudere alla destra i concorrenti della prima fila dietro l'autostart Granito Jet con Massimiliano Michelotto. In seconda fila numero 7 Joe Giti con Carlo Bonfiglioli e con il numero 8 abbiamo Gambler Trio con Andrea Orlandi. Lo schieramento è già quasi perfettamente delineato quando la macchina è ancora in curva. Perde invece la macchina, perde direi il numero 6 di Granito Jet, se non vedo male, che rimane molto attardato. E quindi parte velocissimamente come previsto Ginevra Dailifont che prende in un amen il sopravvento su tutti e alla seconda posizione rimane Geco Jump, in terza posizione Java dei Greppi. Partenza al fulmicotone di Ginevra Dailifont con Daniele Zanardi che si è subito messa nella posizione voluta e già incomincia a prendere in mano in attesa che si presenti qualcuno alla sua destra. Il primo parziale 15-6, quindi davvero non c'è stato assolutamente nessun tipo di strappo e Daniele Zanardi può moderare l'andatura a suo piacimento visto che non si muove niente dietro alle sue spalle. Quindi in seconda posizione abbiamo detto Geco Jump che ha preso un buon avvio e ora finalmente incomincia a muoversi qualcuno che muove le acque. E questo qui è Ginger Rogers Svit con Matteo Zaccherini che si mette a fianco del leader Ginevra Delifonte quando siamo a metà della seconda curva e arriviamo al compimento dei 600 metri in 48,8, quindi di assoluto comodo per quello che è il leader Ginevra Delifonte che modera, ma ovviamente deve un po' accelerare l'andatura perché a destra adesso c'è Ginger Rogers Svit, sono seguiti da un'altra pariglia, il numero 3 di Geco Jump e di Joe Giti, 800 metri 1.03,2, quindi ancora una marcia assolutamente molto tranquilla che dà sì che le posizioni siano delineate in due colonne assolutamente ben definite. Arriviamo al chilometro con le stesse identiche posizioni, nulla muta, nulla cambia, davanti c'è sempre Ginevra Delifonte, 1.18,8 per il primo chilometro, si continuano a studiare i due concorrenti, ovviamente le gambe cominciano a muoversi veloce perché dal fondo del plotone arriva Otello Zorzetto con Gilda Spritz che prova ovviamente a muovere qualcosa, siamo ai 400 metri finali, non sembra particolarmente produttiva l'azione di Gilda Spritz ma comunque rimane lì a destra a muovere le acque con Joe Giti che si è messa anche in terza ruota. Sarà un arrivo assolutamente emozionante come tutti quelli di oggi, siamo 14,6 per la curva in retta d'arrivo, prova a difendersi Ginevra Delifonte, ci prova al suo interno Geco Jump, ci provano all'esterno Gilda Spritz e ci prova anche Joe Giti e Gilda Spritz che si avvicina e sul palo forse riesce a coprire, ma solo forse, degli Spritz 1.16,3 per questo percorso, 2.03 qualche spicciolo per il rotolo complessivo. Daniele Zanardi tiene sveglia la sua ma vede arrivare fortissimo sia il 5 di Gilda Spritz che il numero 7 di Joe Giti. Gilda Spritz veramente ha un allungo finale fenomenale ma arriva il palo e forse non riesce a coprire completamente, forse salva qualcosa Ginevra Delifonte, quindi è una probabile vittoria dell'allievo di Daniele Zanardi che si porta a casa questo match precedendo Otello Zorzetto con la sua Gilda Spritz e al terzo posto, riguardiamo lo slow motion onde evitare di sbagliarsi, al terzo posto abbiamo il numero 7, per il quarto posto probabilmente si inserisce qualcuno da dietro che è il numero 6 che è Granito Jet che dopo l'errore iniziale è riuscito a recuperare e a portare a casa questo quarto posto.